Invitiamo tutti i ragazzi della Cresima a entrare in chiesa nei posti riservati, compresi i loro familiari e comprese le madrine e i padrini. Il resto della gente ha la possibilità di andare in sala parrocchiale e seguire comodamente e al caldo il resto della celebrazione. Avendo buon spazio in sala parrocchiale, tra le persone non congiunte, cioè quelle che non si vedono ogni giorno, lasciamo una distanza di circa 1 metro. Trovate scritto il nome della relativa famiglia, cioè del ragazzo. Trovate scritto nonni Eva, Davide, eccetera. Naturalmente i familiari aiutano i rispettivi nonni e nonne.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ringrazio Don Roberto Tondato per la sua presenza in mezzo a noi come incaricato delegato del Vescovo per il conferimento della confermazione, dell'unzione del Sacro Crisma, del sacramento della Cresima per 10 dei nostri ragazzi. È per noi un momento di grande gioia, un percorso che giunge a termine per questa tappa del vostro cammino, per una partenza nuova come cristiani che ricevono il sacramento della maturità cristiana. L'augurio è per noi di essere di aiuto a voi e al vostro cammino. Il Vescovo mi ha mandato con queste parole: di che mi dispiace molto di non poter essere lì a Giussago con voi in questo momento speciale. Di che li ricordo tutti, che li tengo stretti nella mia preghiera e che al più presto, quando sarà possibile, ci sarà anche un momento di incontro e di scambio. Viviamo un momento, lo sapete, molto particolare, si sono assommate tante cose, noi restiamo uomini e non riusciamo ad arrivare dappertutto e non riusciamo neanche a fare tutto giusto. Invochiamo in questo momento tutti insieme il dono dello Spirito, che è Spirito di verità. E in questa verità vogliamo collocarci fin dal principio, dichiarando davanti al Signore, davanti ai fratelli e alle sorelle, che abbiamo bisogno di misericordia, perché nonostante il fatto che ci sforziamo, non tutto ci riesce giusto e perfetto, ma confidiamo nella bontà del Signore, che è più grande del nostro limite. Proprio in forza di questa fede davanti al Signore domandiamo perdono dei nostri peccati. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre.
Preghiamo. Manda, o Padre, su di noi il tuo Spirito Santo, perché camminiamo tutti nell'unità della fede e, sostenuti dalla forza del suo amore, giungiamo alla perfetta maturità della vita in Cristo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: Io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture e i fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele mio eletto. Io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Parola di Dio. Grazie a Dio. Grande il Signore e degno di ogni lode. Grande il Signore e degno di ogni lode. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. In mezzo alle genti innalzate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande il Signore e degno di ogni lode. Grande il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dei. Tutti gli dei dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. Grande il Signore e degno di ogni lode. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Grande il Signore e degno di ogni lode. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna. Egli giudica i popoli con rettitudine. Grande il Signore e degno di ogni lode. Seconda lettura. Memori della vostra fede, della carità e della speranza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa di Tessalonicesi, che in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli, amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il vostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Parola di Dio. Grazie a Dio. Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Carissimo Don Roberto, è con gioia piena che come catechisti Don Luca e io vogliamo presentarli questi ragazzi. Edoardo, Emily, Alessandra, Thomas, Davide, Eva, Tommaso, William, Francesco e Luca. Per essi chiediamo oggi il dono del sacramento della confermazione, per il quale attestiamo che sono pronti. Piano piano, sapientemente, ci siamo messi a fianco a Gesù ogni sabato pomeriggio per imparare a camminare secondo la sua volontà, per diventare davvero suoi discepoli e combattere la buona battaglia della fede. Sì, utilizziamo il verbo combattere perché sappiamo che attraverso la cresima si diventa miles Christi, soldati di Cristo. Per noi questo ha preso il significato di metterci in gioco alla scuola dello Spirito Santo, proprio per diventare cristiani adulti, capaci di testimoniare Gesù nella concretezza di ogni giorno. Siamo stati al suo fianco nell'amicizia e nel divertimento, nella serietà e nell'impegno, non lasciandoci fermare neanche dal coronavirus e continuando attraverso gli incontri con Skype. Abbiamo imparato a conoscere i 7 doni dello Spirito Santo, cioè fortezza, scienza, sapienza, intelletto, consiglio, pietà e il santo timor di Dio, attraverso santi e testimoni, attraverso la quotidianità che viviamo e che altri vivono attorno a noi. Abbiamo imparato a volere un po' più bene a Gesù e a cercarlo maggiormente attraverso la preghiera e l'attenzione alla personale crescita di ciascuno nella capacità di voler bene al fratello che abbiamo accanto, perché sappiamo che lo Spirito Santo è colui che ci ispira ad amare appieno. In questo momento così importante per noi come comunità e per ciascuno di questi ragazzi, chiediamo che lo Spirito Santo effonda i suoi santi doni su ciascuno di loro, in modo speciale e particolare, secondo i bisogni e i desideri di ciascuno, ma soprattutto secondo la santa volontà di Dio Padre, che sa cosa desidera ognuno di noi nel profondo del proprio cuore. Infine, preghiamo il Signore perché doni a ciascuno di loro la forza e la costanza di continuare a vivere questo rapporto d'amicizia con Gesù, ora e sempre, e che assieme alla famiglia e alla comunità questo rapporto possa splendere in ogni passo del loro cammino, presente e futuro. Grazie per queste parole, grazie Alex. Mi hanno permesso di in qualche maniera entrare dentro il vostro cammino e di sentirmi un po' più vicino a voi, visto che ci incontriamo per la prima volta. Grazie ai vostri papà e alle vostre mamme
perché senza di loro non sareste qui oggi. Grazie ai vostri sacerdoti, al vostro catechista, perché anche senza di loro non sareste qui oggi. Credo un po' di farmi voce anche di ciascuno di voi in questo momento, se questo grazie lo dico anche a nome vostro, per l'attenzione, la pazienza, la passione che hanno messo nei vostri confronti in tutti questi anni di accompagnamento. Stiamo per ricevere, state per ricevere il dono dello Spirito Santo. State per fare esperienza nella vita che si apre davanti a voi di quello che San Paolo chiamava nella seconda lettura la potenza dello Spirito Santo, il dono di Dio che ci accompagna in quei passi e in questo passo che si apre davanti a voi, che è il passo di diventare adulti. Nella fede rileggiamo, è stato anche detto, rileggiamo questo momento della vostra vita, il momento in cui celebriamo il sacramento della confermazione, come l'ingresso nell'età adulta della fede. Cominciamo a diventare grandi nella testimonianza della nostra appartenenza al Signore. Abbiamo bisogno di questo Spirito, abbiamo bisogno della sua presenza, la presenza del Paraclito che ci accompagna, che si mette vicino a noi per suggerirci, per consigliarci, per fortificarci, per insegnarci. Con la parola di Gesù potremmo dire per ricordarci tutto quello che Gesù ha detto e guidarci alla verità tutta intera. Ne abbiamo bisogno non solo perché le nostre forze sono limitate, abbiamo già detto all'inizio della messa che tante volte facciamo i conti anche con la nostra fragilità, ma abbiamo bisogno di questo Spirito perché le scelte che si aprono davanti a voi in questa età che diventa adulta sono le scelte grandi. Non solo che cosa farò da grande, che lavoro intraprenderò, ma che uomo, che donna voglio diventare nella vita. Quali caratteristiche belle, preziose, speciali voglio poter potenziare dentro la mia vita. Per tutto questo abbiamo bisogno del dono dello Spirito, che ci aiuta a ricordare la parola di Gesù, ci dà la forza di metterla in pratica, ci fa sperimentare che questa parola, che è vecchia di 2000 anni, è però ancora buona, è ancora buona notizia, buona novella, Vangelo, è ancora qualcosa di buono per la nostra vita. Tutto questo lo fa lo Spirito Santo, ce la ricorda, ci dà la spinta per metterla in pratica, ci fa sperimentare che è ancora una parola buona per la nostra storia, le nostre vicende. La liturgia della domenica ci fa incontrare con le letture che abbiamo ascoltato. Non le abbiamo scelte di invocare il dono dello Spirito per le scelte grandi della nostra vita. Gesù viene avvicinato dai farisei che gli pongono una questione per metterlo alla prova. È costruita ad arte. Se risponde che bisogna pagare questo tributo, si metterà contro tutto il popolo. Se risponde che non bisogna pagarlo, si renderà nemico dei Romani e quindi si complicherà ulteriormente la vita. Costruito ad arte per mettere in difficoltà Gesù. E Gesù scardina questa domanda, rispondendo in una terza maniera imprevista. Si fa dare una moneta e domanda di chi è l'immagine. E attraverso l'immagine dà la risposta. Rendete questa moneta
a colui al quale appartiene l'immagine e conseguentemente rendete a Dio ciò che porta la sua immagine. E lo Spirito, quando noi ascoltiamo questa parola, lo Spirito lavora dentro di noi per ricordarci che noi portiamo questa immagine di Dio. Perché immagine di Dio siamo stati fatti, creati, pensati e inventati. Dio ci ha creati a sua immagine, a sua somiglianza. Nella richiesta di Gesù, nella parola di Gesù, siamo chiamati a consegnare noi stessi, a consegnare la nostra vita. Per che cosa? Per quale strada? Per il progetto che Lui ha per noi. Perché quando ci ha pensato, quando ha impresso la sua immagine su di noi, anche la nostra immagine è rimasta su di Lui. Una parola del profeta Isaia dice che porta la nostra immagine sul palmo della sua mano. Quasi che facendoci, dandoci la forma del nostro volto, del nostro carattere, del nostro modo di fare, un po' qualcosa gli sia rimasto fra le mani di ciascuno di noi. Il Signore ha un progetto per ciascuno. Aveva un progetto anche per Ciro, che pur non apparteneva al suo popolo, era un pagano, non credeva nel Signore della rivelazione. Eppure Isaia dice: io ho suscitato quest'uomo, ho fatto in modo che diventasse capo e guida perché potesse liberare il mio popolo. Lui ha un progetto per ciascuno di noi. Siete unti con il Santo Crisma, siete confermati attraverso questo sigillo nella fede, ma questo stesso olio si adopera anche nel battesimo, si adopera anche nella consacrazione dei sacerdoti, a Don Corrado, a Don Luca, anche a me, nel giorno della nostra consacrazione. Il Vescovo ha unto l'interno della nostra mano con questo stesso olio. E quando questa Chiesa è stata consacrata, il Vescovo con quell'olio ha unto l'altare e le pareti di questa Chiesa, per dire: questo luogo è la casa del Signore. Queste mani restano sempre le tue, ma non sono solo per te, solo per quello che io ti chiedo di fare. Quando c'è da benedire, devi benedire. Quando c'è da perdonare, devi perdonare. Ma così anche ciascuno di noi. La nostra vita è sempre nostra, ma è risposta al suo progetto. Non solo per diventare sacerdoti, missionari, consacrati, anche per diventare papà e mamma, anche per sposarsi. Appartiene al progetto del Signore. Solo il Signore sa bene fino in fondo perché mi sono incontrato con una persona. È Lui che ha intrecciato i nostri cammini. Il dono dello Spirito vi viene dato come aiuto proprio perché ciascuno di voi possa trovare la sua via, possa trovare il progetto che il Signore ha pensato, possa avere la forza di riconoscerlo e di metterlo in pratica, di sposare questo progetto che è per la felicità. Queste sono le scelte grandi della vita. Di fronte a queste scelte grandi della vita, noi che siamo più vecchi, che siamo più grandi, che cosa vi chiediamo? Per far bene queste scelte io vi chiedo 3 cose. La prima, di mantenervi nell'amicizia con il Signore Gesù, nel restare vicini al Signore, attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto della Sua parola, attraverso la presenza anche in questa Chiesa, non solo per la messa, anche qualche volta per cercarlo, quando qualche cosa mi resta nel cuore, entrar dentro qualche momento per esporla a Lui. Vi domando di restare in questa amicizia, in questa intimità con il Signore Gesù. Vi chiedo anche un'altra cosa.
di avere uno spirito critico, di saper farvi le domande, di non accettare le cose così solo come le sentite e per sentito dire, di andare in cerca della verità, di non stancarvi, di andare fino in fondo ad una questione, di non accontentarvi della prima risposta, anche quando digitate su Google, non accontentatevi delle prime 3 risposte che vi vengono, andate in cerca fino in fondo, fino a quella che è più vera, più solida, più provata. E vi chiedo una terza cosa, di non aver paura delle relazioni, di non aver paura di stare insieme agli altri, di non aver paura di confrontarvi, di dialogare, di risultare anche diversi e con diverse opinioni, perché in questa diversità c'è anche la ricchezza, in questa diversità c'è anche la possibilità di trovare una risposta in più e di avere una soluzione in più ai nostri problemi. La Chiesa, il Paese, la società, il tempo presente ha bisogno di voi, ha bisogno di ciò che portate in dote, della vostra creatività, della vostra fantasia, del vostro desiderio di novità. Ha bisogno anche, consentitemi, anche dei vostri errori. Nessuno di noi è cresciuto senza farlo, nessuno è nato imparato. Tutti quanti abbiamo un po' tentato, un po' fatto giusto, un po' fatto sbagliato, ma è così che abbiamo costruito qualche cosa. E noi abbiamo bisogno di voi, della vostra capacità di mettervi in gioco. Per questo vi chiedo, non abbiate paura, come avete fatto adesso, di alzarvi in piedi. Non abbiate paura di mettervi in mezzo alle relazioni, di prestare la vostra mano, di dire la vostra idea, perché in tutto quello che viene da voi c'è qualcosa che rende ricco quello che è già presente. Noi che siamo più grandi, parlo anche a nome degli altri che sono qua, in che cosa dobbiamo impegnarci nei vostri confronti, oltre che a darvi il buon esempio in tutte queste cose? Ci impegniamo ad accompagnarvi anche noi nella preghiera. Ci impegniamo ad incoraggiarvi stimando quello che fate. Ci impegniamo a non giudicarvi, ma a darvi fiducia, perché sappiamo che in questa consegna di fiducia c'è la possibilità di far crescere qualcosa di nuovo, di forte e di bello. Spirito Santo, accenda dentro di voi il suo fuoco, illumini la vostra vita, sia suggerimento di verità, sia coraggio di attuare cose nuove, sia anche pazienza per prendere la vita così come si presenta, sempre un po' complicata, ma sempre un'avventura bella. Amen. Figli carissimi, prima di ricevere il sacramento della confermazione dovete rinnovare le promesse del vostro battesimo, con le quali un giorno avete rinunziato a Satana e alle sue opere e vi siete impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. È un passo che facciamo tutti insieme, i genitori che vi hanno accompagnato in quel giorno e anche noi che vi accompagniamo in questo momento. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Rinuncio. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei Suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. Amen.
Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre Onnipotente, sia unanime la nostra preghiera in quest'unità di fede, speranza e carità che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per questi nostri fratelli e sorelle, confermati dal dono dello Spirito Santo, perché radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita diano buona testimonianza a Cristo Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nuovi cresimati, che hanno ricevuto la pienezza dello Spirito Santo, perché accostandosi all'altare del Signore partecipino alla mensa del suo sacrificio e nell'assemblea dei fratelli si rivolgano a Dio, chiamandolo Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i genitori e i padrini, che si sono fatti garanti della fede di questi cresimati, perché coerenti con il loro impegno, li aiutino con la parola e con l'esempio a seguire la via di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa di Dio, radunata dallo Spirito Santo insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutti i Vescovi, perché cresca nell'unità della fede e dell'amore fino alla venuta di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il mondo intero, perché tutti gli uomini che hanno un solo Creatore e Padre si riconoscano fratelli al di là di ogni discriminazione di razza o di nazionalità e cerchino con lealtà il regno di Dio, che è pace e gioia nello Spirito Santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa, esaudisci la nostra preghiera e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, a gloria del suo nome, e per il nostro futuro e la sua santa Chiesa. Accetta, o Padre, in unione con il sacrificio di Cristo, l'offerta viva dei tuoi figli, che hanno ricevuto il segno della croce e il sigillo dell'unzione crismale, e concedi loro che, rinnovando con Cristo l'offerta di se stessi, ricevano un'effusione sempre più abbondante dei doni del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, bello cantare la tua gloria, Padre Santo, sorgente di ogni bene. Sei tu che nel battesimo rigeneri i credenti e li rendi partecipi del mistero pasquale del tuo Figlio. Tu li confermi con il sigillo dello Spirito, mediante l'imposizione delle mani e l'unzione regale del Crisma. Così rinnovati a immagine di Cristo, unto di Spirito Santo e inviato per il lieto annunzio della salvezza, li fai tuoi commensali al banchetto eucaristico e testimoni della fede nella Chiesa e nel mondo. E noi, riuniti in festosa assemblea per celebrare i prodigi di una rinnovata Pentecoste, insieme agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri Santo Stefano, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti i tuoi figli, Alessandra, Davide, Edoardo, Emily, Eva, Francesco, Luca, Thomas, Amir, Tommaso e William, che hai rigenerato nel battesimo e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Anna Furlan, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalle parole del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.
Preghiamo. O Dio che hai dato ai tuoi figli il dono dello Spirito e li hai nutriti di Cristo pane vivo e vero, fa che vivano nell'amore la pienezza della tua legge, attestino al mondo la regale libertà dei tuoi figli ed esprimano con la santità della vita il carisma profetico del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo un momento, ancora un attimo di pazienza. Giovedì sera qui in occasione della veglia di preghiera che abbiamo fatto insieme ai ragazzi, alle loro famiglie, ai padrini e alle madrine, abbiamo annunciato una sorpresa, se ricordate, no? Adesso è arrivato il momento della sorpresa, bravo Francesco. E la sorpresa è che Papa Francesco si fa vicino a noi, a tutti, in modo particolare ai cresimati, e lo fa attraverso l'invio della sua benedizione apostolica che adesso vi leggo. Ai cresimandi della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, che oggi ricevono il sacramento della confermazione, il Sommo Pontefice Papa Francesco rivolge l'augurio di sempre generosa adesione a Cristo e al Vangelo, e mentre auspica che essi, confermati dal dono dello Spirito Santo, diano buona testimonianza con la parola e con l'esempio, imparte a ciascuno l'implorata benedizione apostolica, che volentieri estende ai genitori, ai padrini e ai partecipanti al Sacro Rito. Dal Vaticano, 17 ottobre 2020, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Facciamo un applauso. Adesso vi consegniamo un piccolo presente da parte mia e di Alex in particolare, e Alex ve lo spiega visto che è più bravo di me. Vai. Questo non è vero, ma come pensierino abbiamo pensato a un qualcosa che fosse bello e significativo e che vi accompagnasse soprattutto. È una semplice collana con una colomba che nel Vangelo è descritta come il segno che Dio manda per indicare la discesa dello Spirito Santo su Cristo che viene battezzato al Giordano. E come collana è anche colorata, un po' a simboleggiare l'effervescenza, la forza, il colore che lo Spirito Santo dà alla vita di ciascun cristiano. Ecco, è avvolta in una boccetta che contiene un piccolo versetto della parola di Dio, della Bibbia. Ci piacerebbe che quel versetto ognuno di voi se lo meditasse, se lo riflettesse proprio e se lo imprimesse a fondo nel proprio cuore, perché grazie alla parola di Dio noi riusciamo a capire la nostra vita. Ed ecco l'augurio che Don Luca e io facciamo a ciascuno di voi, è proprio questo, che attraverso la parola, la preghiera e la vicinanza dello Spirito Santo che vi accompagna sempre, davvero vi accompagna sempre, ecco, stia al vostro fianco e voi stiate al suo fianco, per camminare verso quello che credo aspetti ciascuno di voi, un futuro grande, da veri cristiani, da figli di Dio e soprattutto da belle persone quali siete. Adesso per nome ciascuno di voi verrà chiamato e riceverà qui il presente.
Edoardo, vieni su. Emily. Alessandra. Thomas. Davide. Che belli scattanti che siete oggi, già lo Spirito Santo al lavoro. Eva. Tommaso. William. Francesco. E dulcis in fundo Luca. Gli ultimi saranno i primi. Eccoci. Bene. Un ringraziamento al coro per la sua animazione liturgica, un ringraziamento a chi ha preparato in maniera stupenda questa chiesa, per tutte le persone che a vario titolo hanno aiutato questi ragazzi nel loro cammino. Un ringraziamento a Don Luca, ad Alex per questo accompagnamento in particolare e un ringraziamento a voi ragazzi, perché so che sicuramente rimarrete in parrocchia, sarete attivi, vi darete da fare, sarete degli ottimi animatori a Gresta e naturalmente in altre attività. Contiamo su di voi. Questo è un nuovo inizio. Grazie perché esistete. Su tutti questi buoni propositi invochiamo la benedizione del Signore. Io ho pregato per voi, con voi, la vostra vita e per le vostre famiglie. Vi chiedo di pregare anche per la mia famiglia, la famiglia del seminario, dove dentro anche c'è Alex. Pregate per noi, per la nostra famiglia, perché anche questa famiglia possa crescere e possa anche rispondere alle provocazioni e ai doni che lo Spirito Santo diffonde sulla Chiesa. Il Signore sia con voi. Dio Padre Onnipotente, che dall'acqua e dallo Spirito Santo vi ha fatto rinascere come suoi figli, vi custodisca col suo paterno amore. Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso alla sua Chiesa la presenza indefettibile dello Spirito di verità, vi confermi nella professione della vera fede. Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel cuore dei discepoli, vi raccolga nell'unità della famiglia di Dio e attraverso le prove della vita vi conduca alla gioia del suo regno. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa celebrazione scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andati in pace. Rendiamo grazie a Dio. Un ringraziamento speciale a chi ha fatto i salti mortali per cercare anche di assicurarci un po' di diretta in sala parrocchiale, anche se non è stato facile per tanti motivi logistici. Grazie e basta. Prima che parta il canto finale, facciamo la foto finale di gruppo qui davanti, come già abbiamo spiegato giovedì sera.
questo lo tieni fuori. Francesco, dai, che adesso ti cacciato. Perché manca l'immagine di se bella, sta vedendo ci sono le persone. C'è tu una vista. Poi no, dopo hai visto un momento che hai giocato fuori.